Buonasera. Andiamo avanti con il nostro spettacolo. Spettacolo è qualcosa che Buonasera. Chiechis. Vorrei parlare con il proprietario, Romolo Bianco. Sono io, prego, ma Solo 2 minuti perché voglio proporvi quello che probabilmente potrebbe essere il futuro, ovvero è il futuro. ho capito, ma qua è uno spettacolo. Io devo fare il mio spettacolo, lei non può entrare così all'improvviso. Solo 2 minuti per proporvi le mie cose. Ma passa a rete queste. Non c'è un momento da perdere. Su favore, Robia, che lì è un luminato. Io vengo a proporre delle cose che veramente possono essere il domani. Ho capito, il domani. E come si chiama lei, mi scusi? Io sono Tanino la Capoccia. Io ho preso. No, devo capire come si chiama, come si chiama? Tanino la Capoccia. Ma non faccia gesti insulti. Ma quello è il mio nome. Ho capito, faccia. Io mi sono laureato all'università di Cardito. Di Cardito, sta all'università sì, Cardito. e ho preso un master a Mugnano. A Mugnano. Vabbè, ci faccia vedere queste sue invenzioni. Io vengo a proporvi delle cose veramente straordinarie. Ecco. Vediamo cosa ci fa proporre questo inventore. Vediamo. Ecco qua. Questa è la prima invenzione. Praticamente questo complicato congegno meccanico. Questo è il peso della cultura. Quale congegno? Questo è congegno meccanico. Questo è un po' di carta stagnola, No, questo è un complicato congegno meccanico. No, questo è un po' di carta stagnola. Piacere, Tanino la Capoccia. Ho capito, ma non ci interessa. È un complicato congegno meccanico. Abbiamo assodato che è un congegno meccanico. Ecco, e cosa serve? Questo è il triangolo dei paracadutisti. Ecco, questo riesce persino a salvare la vita ai paracadutisti, a tutti i paracadutisti. Non lo sai come? Ma perché non se l'ha capito? No, non ho capito. Come fa a salvare un usuario leghista la vita dei paracadutisti? Faccia capire. Praticamente il paracadutista si butta col paracadute. Il primo paracadute non si apre. Il secondo paracadute non si apre. Perché fa cagapichista? Non ho capito. Perché non si apre. Quindi ho capito. E allora il paracadutista disgraziatamente si attacca, si appende al triangolo. E il triangolo dove si appende, scusa? E che ne so, ma che devi minare tutto io? Non ho capito. Ma non lo so, ma questo è il manicomio, questo è il manicomio ambulante. Piacere, Tanino la Capoccia. Ho capito, basta, che ho preso un master a Mugnano. Ho capito. Io sono rispettato. Basta, andiamo avanti, un'altra invenzione. Là un'altra invenzione. Sì, un'invenzione che veramente potrà cambiare la vita di tutti. Senti, faccia presto con i tempi serrati, su. Sì, ecco, allora, praticamente. Che cos'è questo qua porta anche la mia firma, ecco qua. Ho capito, non ci interessa, a cosa serve? Professor Tanino, la Capoccia. Ho capito, a cosa serve? A cosa serve sta cosa? Questa è l'antiforfora. Questo che cos'è? Questo è veramente serve prima a levare la forfora e poi a contenerla. Cioè questo è il raccogli forfora. Questo è un complicato congegno meccanico. Che congegno meccanico? Questa è una ciotola da cucina. No, questo è un complicato congegno meccanico. Questa è una ciotola da cucina. Piacere Tanino, la Capoccia. Non ci interessa. Non ci interessa. Non posso fare. Questo qua è un raccogli forfora. Ok, come funziona? Praticamente questo si apre. Ecco qua. Faccio la prova, Che schifo, che schifo. Ma lo metta giù, lo metta giù. No, non importuni i miei ospiti. Lo metta giù. Ce n'ha un'altra invenzione. No, praticamente però questa è la forfora viene contenuta qua dentro. Ma non ci interessa, poi andiamo avanti, no, per cortesia. Comunque, io chiamo la sicurezza, chiamo una sicurezza. La terza invenzione. No, basta, devi andare via, guarda. No, io devo andare via, ma tra 5 minuti perché ho una conferenza da fare. Ma chi la trattiene? Devi andare via. Ho capito, basta, non ci interessa. Ci faccio vedere l'ultima invenzione e poi vada via, per cortesia. Questa è un'invenzione che sinceramente potrà cambiare la vita di molti casalinghi. Che cosa? Questa è una mutanda? No, questa è una mutanda. È una mutanda normale? Tu devi sapere che molte mutande, sì. Lei deve sapere, scusi tu, che molte mutande hanno, come si dice, all'interno, ecco, hanno le sgommate di ruota. Che schifo! No, è vero. No, per cortesia, io chiedo, che cos'è la sgommata? Che è sta sgommata di ruota? È quella cosa che si fa dietro la mutandina. Ma chi ce l'ha ste cose? Che schifo! Ma quando mai? Ma si fa. Ma è che Però, questa è la mutanda. Però, grazie a questo congegno meccanico. Qual è questo congegno meccanico? Questa all'interno. Ancora, che schifo. Questo è come piacere Tanino. Ho capito. Che cosa serve? Cosa serve? Praticamente questo si applica dietro la mutanda. E qui
E quindi... E la sgommata viene contenuta qui. Basta, dato che si prende la carta, si chiude e si mette il ricambio, non c'è nemmeno bisogno. Vada via. Piacere Tanino, vada via, sono veramente imbarazzato. Ma com'è sta gente? Ma non lo so. Andiamo avanti con qualcosa di serio. Una voce straordinaria, signore.